all'ordine del giorno l'esercito del 7 novembre 1917. Con invisibile dolore per la suprema salvezza dell'esercito e della nazione abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, bagnato dal sangue glorificato dal più puro eroismo dei soldati d'Italia. Ma l'uomo e la natura hanno cancellato ogni cosa. La notte profuma di erba, interi paesi dormono, banchettano e fanno l'amore su resti di immane sacrificio umano. Certamente chi stava dentro al forte era un privilegiato da un certo punto di vista rispetto al soldato di trincea. Il soldato di trincea a un certo punto doveva uscire dalla trincea e aveva un'enorme probabilità di morire, perché di là poi trovava i reticolati, gli avversari che gli sparavano contro delle altre trincee. Dentro i forti certamente i rischi erano minori, però non era una vita brillante neanche questa, benché fossero delle strutture molto importanti, molto organizzate, autosufficienti, erano comunque degli posti angusti, con luce artificiale. Tra l'altro bambino-bambina non è la stessa cosa. Credo che la bambina veda e viva in un modo questa realtà della guerra. La bambina la vive sicuramente in modo diverso dal bambino, che ha giocato magari alla guerra con i bastoni, con le freccette, con mille cose, no? Che accentuano questa voglia dei maschi anche piccoli, no? di scontro fra loro, la ricerca del nemico, no? Come appunto i film suggeriscono. Perché la guerra? Anche qui sì, le risposte possono essere tantissime. 17 ottobre. Sento dire che dei rappresentanti svizzeri sono già a Udine. Anzi, un delegato si è già visto a Venzone. Sento pure che i prigionieri italiani sono internati gradualmente. Sarà vero? 30 ottobre. Oggi giornata importantissima di nuove e avvenimenti. Tra i canti liturgici, un brontolio, sono gli aeroplani italiani. Poco prima della messa si è sentita una serie di scoppi che non sembravano di cannone. Allo scoppio della guerra con l'Italia, la popolazione civile era già fortemente fiaccata dalla forzata collaborazione con i militari. Uomini di avanzata età e quasi tutte le donne erano occupati nello scavo di trincee e nella posa di reticolati intorno Forte delle Somme e sul Monte Maggio. Finito anche le patate, ho cenato con erbe, radici cotte. Finito tutto, non c'era altro che digiunare. Oggi pranziamo con polenta e lumazie. Che nozze! Ma il peggio era quando, passando per le vie, ci dicevano porchi italiani e colpivano con sassi e con neve. La gente non comprendeva la nostra disgrazia. Per i bambini c'era una mensa. Avevano una pleca, un biglietto che durava un mese, diceva se avevano il turno delle 12 o all'1. Si perdevano il biglietto, niente mangiare per un mese. Se arrivavano tardi, niente mangiare. Se il cibo era buono, i grandi glielo rubavano. Se era tristo, non era buono da mangiare.